2.850 corridori sulle rampe del Bondone per la leggendaria Charlie Gaul. Nella gran fondo di 142 km, vittoria di Renato Cunico. Leggendaria Charlie Gaul da record quest'oggi. Hanno partecipato 2.850 ciclisti alla Gran Fondo da Trento al Monte Bondone, un antipasto dei mondiali che si disputeranno a settembre. Manuel Coniglioni. Percorso lungo, 142 km, con doppia ascesa al temibile Monte Bondone, massacrante. Ed ecco qui, sul traguardo della gara più attesa, Renato Cunico conquistare la vittoria scortato dal compagno di squadra Enrico Zem. Arrivare io e lui è una sensazione unica, veramente. Avevo messo anch'io stavolta un bollino rosso, ce l'aveva messo anche lui, e meglio di così non potevamo fare oggi. Storie di compagni di squadra, una delle tante che si intrecciano tra i 2.850 partecipanti, al record, alla Gran Fondo. Ci sono gli olimpionici qui per divertirsi e far fatica. Devo dire che il fatto di conoscere il percorso non ti aiuta. Io purtroppo peso 90 e passa chili, quindi in salita soffro sempre. Quindi la gara nei confronti dei miei amici olimpionici parto già sfavorito. I percorsi sono leggendari, come la leggendaria impresa di Charlie Gaul, e quindi mi fa molto piacere essere presente, essere uno dei protagonisti. Quello che mi aspetto oggi è solo una gran fatica e spero di divertirmi poi su in cima. Certo farò il corto perché comunque, come ho detto prima, ci stiamo allenando molto e quindi spero che Zorzi mi dia una mano a tirarmi un po' su e vediamo un po'. Le star e poi i vincitori. Oltre a Cunico a trionfare sono stati Federico Cerri e Astrid Scharp-Müller nel medio e Marina Himmler nel lungo. Poi c'è il Falco, Savoldelli, 2 Giri d'Italia in saccoccia e speaker d'eccezione. In settembre qui si correranno i mondiali di Gran Fondo, una festa di sport, ma c'è anche chi in questa festa la fatica la prende sul serio e sceglie di farsi il bondone su una graziella impagabile.